Voglio, bentornati da Napoli l'87. Meglio di così il 2021 per il Napoli non poteva riniziare. Intanto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Voglio 4-1 a Cagliari. Il Napoli da quando è che non perde a Cagliari? Poi quando va a giocare a Cagliari fa sempre la goleata. Però ragazzi ci dobbiamo sempre complicare a un certo punto le partite. Perché il Napoli nel primo tempo poteva far di più, poteva segnare di più, invece va all'intervallo solo per 1-0 col gol di Zielinski, quando il Napoli ha avuto tantissime occasioni da gol e non le concretizza. E questa è la pecca di questo Napoli, che oggi ha fatto un partitone, ha fatto una grande prestazione, però ci stavamo complicando la partita, così che nel secondo tempo il Cagliari alla prima occasione sui piedi di João Pedro è quello che ha la marcia in più nel Cagliari, è quello che ci mette quella qualità, quella quantità in più nella squadra, l'uomo del Cagliari che pareggia la partita. Per Napoli non ci sta, riesce a essere più concreto nel secondo tempo, più cattivo sotto porta, specialmente con Zielinski, ragazzi, ma che giocatore è Zielinski, ma quando è forte, ve lo ripete sempre, sì, lo ripete in continuazione perché è un giocatore, ragazzi, il primo gol da fuori area, che ha combinato, dove l'ha messa, ma dove ha messo, che Cragno ha voglia a farlo un moragno, non la riesce a prendere mai, ha fatto un gol della Madonna. Poi l'altro di inserimento, ragazzi, sullo scambio che ha fatto, si è inserito un giocatore che quando è in giornata, ragazzi, non c'è nulla da fare per le difese avversarie perché vanno in crisi. È tanta roba Zielinski. Se fosse più continuo, ecco, se fosse più continuo, secondo me sarebbe tra i più forti in Serie A. O il più forte, voglio un volta avanti perché è tanta roba. Che partita ha fatto, mamma mia. Sicuramente è il migliore del Napoli. Lozano, un'altra grande prestazione. Oggi meritava anche il gol, ha fatto un gol diciamo da attaccante, come posso dire, da rapinatore d'area, no? Si è fatto trovare lì e di punta la spinta dentro. L'importante, ragazzi, è che abbiamo vinto sta partita, poi il Cagliari è andato in difficoltà appunto dopo l'1-1, il Napoli ha trovato il 2-1 con Zielinski, poi c'è stata l'espulsione di Nico Giannis e il Cagliari è andato in difficoltà, ma Lozano l'ha messo in difficoltà la fase difensiva, così Zielinski, la qualità, poi con il capitano, ragazzi, si vede quando c'è Insigne in campo, ragazzi, perché Insigne, anche sui gol di Zielinski, il primo gol è lo scarico di Insigne, ma Insigne ti garantisce, cioè ti dà qualità. I giocatori come Insigne e Zielinski, nello stretto, i scambi che si fanno, i giocatori di qualità, ecco, fanno la differenza. Oggi Insigne, Zielinski si esaltano, no? Poi Lozano che ha messo in crisi la difesa del Cagliari, ragazzi. Una vittoria pesante per il Cagliari, un risultato pesante. Per noi votiamo perché è una vittoria che ci fa allegria, a Safamaron. Veramente oggi abbiamo visto non solo il risultato, ma la prestazione. È stata una grande prestazione del nostro Napoli. Godo, mamma mia. Mi dispiace per gli amici cagliaritani perché comunque è una squadra che a me è simpatica, nonostante ci sia rivalità, lo sappiamo, però a me Cagliari non mi sta antipatico, mi sta simpatico, poi ho tanti amici cagliaritani nel canale. Vi rifarete la prossima, ma oggi fatevi dire che questo Napoli ha strameritato la vittoria. Già nel primo tempo praticamente poteva fare più di un gol, non siamo stati concreti. Nel secondo tempo ci siamo rifatti. Il Cagliari ha fatto il gol della bandiera con João Pedro su diciamo un mezzo errore difensivo anche di Maksimovic, che lì poteva far meglio. E niente amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma se non l'avete ancora fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Oggi, mio caro amico sardo, che mi fa? Ti pensavo che io mi mangiavo un formaggio? Invece ti pigli 4 babà belli liquorosi, come vuoi, la Nutella, la crema, tutte e due, o solo liquore, pigliatelo. Niente, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e forza Napoles.